Ecco, oggi un incontro sul Green Pass, voi come vi state attrezzando in questo senso? Allora, noi come pubblici esercizi siamo già attrezzati da tempo, visto che siamo stati la categoria più colpita e quella più sottoposta alle regole. Ci sarà da continuare solo su questa strada, quindi noi auspichiamo che tutti i titolari di pubblici esercizi e dipendenti comunque continuino a seguire le regole nel rispetto della legalità per tutelare sia la salute dei nostri consumatori sia la salute nostra e delle nostre Ecco, famiglie. vediamo nel centro storico di Agrigento purtroppo grandissimi assembramenti. Ecco, come federazione farete qualcosa per sensibilizzare i vostri colleghi? Certo, certo, ci muoveremo anche su questa strada perché diciamo i primi a stare attenti dobbiamo essere noi e noi dobbiamo comunque far percorrere la strada del seguire sempre le regole che ci vengono date. Come Confecommercio seguiamo sempre la via della legalità. Abbiamo avuto indicazioni precise dal Ministero e quindi ci stiamo attivando per la predisposizione di questi piani. Sono piani, chiamiamoli in qualche modo piani straordinari, che partiranno, è un piano che partirà dal 6 di dicembre, che prevederà dei controlli direi capillari, a tappeto, come vogliamo dire, in tutte le attività della provincia. Si tratta soprattutto delle attività di intrattenimento, bar, ristoranti, strutture sportive, ovviamente sempre in chiave anche fortemente come dire, di condivisione e di collaborazione con gli esercenti. E a tal riguardo ho convocato anche i rappresentanti delle categorie interessate proprio per sensibilizzarli e far sì che soprattutto tutte queste disposizioni, che in realtà poi sono disposizioni semplici, quello di chiedere il Green Pass e verificare che le persone abbiano le mascherine ove necessario e che evitare assembramenti. Ecco, già queste poche disposizioni, ove venissero veramente osservate in maniera puntuale, a mio giudizio aiuterebbero molto ad assicurarci un Natale un po' più sereno. Quindi, la cosa positiva è che c'è questa forte impennata dei vaccini, anche delle prime dosi, quindi io credo che stiamo lavorando nella direzione giusta. Noi abbiamo già fatto un incontro l'altro ieri con le forze dell'ordine, oggi il secondo step, ma oggi stesso abbiamo già definito questo programma di intervento che nei comuni piccoli sarà pienamente attiva, operativa l'arma dei carabinieri a tutto tondo, nei comuni, nel capoluogo e nei comuni sedi di commissariato lavoreranno in piena sinergia tutte e tre le forze dell'ordine. Le risulta se nella nostra provincia c'è qualche nuovo caso di Omicron? No, io non ho notizie su questo, scusi, non ho notizie di questo. Ecco, Si parla di obbligo di mascherina anche all'esterno? Allora, questo io lo dirò faremo in mattinata, stiamo preparando già una nota ai sindaci per invitarli a valutare la possibilità di prevedere le mascherine all'esterno. Io credo che per Agrigento sia più che opportuno, lo dirò ora al sindaco, soprattutto perché noi abbiamo queste situazioni ormai di assembramento conclamato, venerdì, sabato e domenica sera nella zona del centro storico, viste anche la ristrettezza degli spazi, e queste situazioni si verificano. Ho appena letto, c'è una notizia, ma una notizia di stampa, di Repubblica, che pare che il presidente della regione Musumeci si stia accingendo a varare, a emettere un'ordinanza proprio per prevedere l'uso della mascherina all'aperto, cosa che ritengo a mio giudizio veramente particolarmente opportuna in questo momento.